continuò ad impartire ordini e a mantenere con i suoi bersaglieri. Esangui, stanco e sfinito, quando venne portato via era ormai troppo tardi. A causa di una forte infezione portata dalle ferite, morirà 5 giorni dopo, il 5 agosto del 1942. Uomo di singolare bellezza morale e militare. Era stato per tutti i suoi bersaglieri esempio costante di abnegazione, di senso di responsabilità, di risoluto coraggio e di modestia. Due facce di una medaglia. Sul diritto, dignitoso e semplice, un francescano; sul rovescio, intrepido e fiero, un bersagliere. Ardeva per la patria, non per la carriera. Era puro, un uomo di cuore, un soldato di razza, un italiano di rara dignità morale. Sulla grande croce del cimitero dove fu deposta la sua salma, 7 parole, come le sue medaglie: solo chi muore può star per via. Si continuò a combattere per cercare di tenere le posizioni sulle rive del Donau fino al dicembre del 42, ma il mattino del 21 dicembre del 42, dopo un estremo soprassalto, esaurite le forze e le munizioni, i superstiti del terzo sono raggiunti e sommersi dalla cavalleria russa. Il reggimento di Caretto finiva in uno scenario di desolazione, inghiottito dalla neve, dal gelo, dal fuoco nemico, ma i loro ultimi sacrifici permettevano alla divisione Pasubio e Torino di sfuggire alla morsa russa che tentava di accerchiare penetrando nel Donau. Questo fu l'ultimo sacrificio offerto dai bersaglieri del terzo, nel protrarre all'estremo una lotta ormai disperata, contro schiere che crescevano di numero senza fine, come onda sopra onda, e tutto avvolgevano e tutti sopraffacevano. E questa, se vogliamo, fu una seconda battaglia di Natale, oltre il Donne, per quasi 10.000 prigionieri, di cui 600 bersaglieri del terzo e sesto reggimento. Furono giorni e giorni di marcia, di stenti, di fame. Il 31 dicembre del 1942, mentre proseguivano il loro calvario in treno, furono bombardati erroneamente dagli Stukas tedeschi. Altri 300 dei bersaglieri del terzo